Buonasera e benvenuti al campionato di Serie A2. Si sfidano oggi Ciampino Anni Nuovi contro Nord-Ovest. Tutto pronto qui per la sfida. Strette di mano effettuate, anzi non effettuate, sorteggio sì. Tutto pronto qui. Palla da qui. Fischio d'inizio. Nord-Ovest in possesso palla in maglia blu. Subito prova arrivare alla conclusione, la rete immediata del Nord-Ovest che gela così il palazzetto. 1-0 per la squadra in trasferta ospite. Prova il tiro, attenzione, viene respinta di faccia, forse più un autogol che una conclusione a segno del Nord-Ovest. Una deviazione già 2-0 sotto. Fai vedere questo inizio di gara per il Ciampino. Non c'è secondo l'arbitro, si riprende rimessa dal fondo, la pallone lungo, attenzione verso l'avversario che l'aggancia. Pronto per il Ciampino, Pigna, prova il tiro, attenzione il gol, 2-1, riapre subito la gara. Questo gol, Ciampino, il destro di Pigna e segno numero 20. Ancora bene per Pazza che deve tornare indietro. Da Pigna che sale. Pallone in mezzo, bene intanto al centro, il tacco a cercare la gran giocata, non la trova. Pallone che arriva, tiro e va il gol. Lopez vale in 2 pari, ha rimesso il chiaro in situazione. Ciampino Anni Nuovi, attacco ancora deciso bene, la conclusione ostacolata, c'è fatto 1 contro 1, deve salire bene il Nord-Ovest, a tu per tu col portiere, prova il tiro però se la lunga sua l'estremo difensore del Ciampino. Lopez il tiro, la portata deve allontanare come può. Addirittura di faccia, si accascia il portiere, ci sarà probabilmente un momento di sosta, sì, è così, secondo l'arbitro. Chiude il Nord-Ovest, deve trovare un'idea, Ciampino muove bene la difesa, il contrasto ancora bene, il tacco bene per Pina, prova il tiro, la parata decisiva, estremo difensore del Nord-Ovest. Recupera, c'è fallo, secondo l'arbitro, di nuovo. Numero 10 che prova della discesa, il break in mezzo a 2, arriva il compagno, prova il tiro, il gol del 3-2 del Nord-Ovest che sconta una grandissima azione. Il vantaggio è meritatissimo anche la pressing che mette in difficoltà Ciampino Anni Nuovi, un altro gol decisivo al termine del primo tempo. Zonta può provare il tiro, la parata meravigliosa sul secondo palo. 45esimo minuto, il pallone forte, attenzione a mettere in difficoltà. Si conclude qui, duplice fischio, 3-2 il risultato tra Ciampino Anni Nuovi e Nord-Ovest, gara che si è subito insidiata a sfavore del Ciampino che ha ricevuto un 1-2 clamoroso. Andiamo in trasferta, ora è 3-2 il risultato con i 2 gol recuperati prima dal Ciampino, poi messo a segno al Nord-Ovest con un contropiede, poche azioni da parte del Nord-Ovest ma le poche sono state letali. Aspettiamo un copione simile nella ripresa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Ciampino Anni Nuovi che deve recuperare un gol, 3-2 il risultato alla fine del primo. Ecco, punta l'uomo, bene, grazie, fallo su Giovanni che viene messo giù, funzione in una zona insidiosa del campo, viene recuperato, tiro, la parata benissimo, estremo difensore del Nord-Ovest,
mette fuori, intanto ancora in mezzo a due, Ciampino di Nuovi che prova il tiro, la nuovamente. Il colpo subito, senza aspettare un attimo, abbiamo avuto difficoltà anche noi a seguirlo, c'è stato il calcio d'angolo immediato e di sinistro il sacca a rete, il 3 pari. Il risultato è 3-3, Salvi Lelè che mette sul segno velocemente dall'angolo. Lopez prova il tiro, ancora su di lui. Gol. 3 pari, Matteo Lelè in mezzo, intanto sempre lui, Robazia, addirittura 4-3, la palla lunga di testa, sta benissimo. Allora intanto il tiro di Lopez, il movimento in mezzo di Becchi, non lo tiene, attacca, prova il passaggio Becchi in mezzo, ancora il tiro e amorosamente Lopez, su. Incredibile occasione per il 4-3 che avrebbe messo in ginocchio il Nord-Ovest. Bene per Becchi che vista insieme a Lopez, Zonta, il tiro forte, colpito Durato, tiro messa dal fuoco ancora, impegno difensivo a 2, tanto bene Pina in mezzo, 2 il tiro, la parata. Ancora Nord-Ovest, prova in avanti, bellissima parata, estremo difensore Nord-Ovest. 45esimo minuto. Intanto il tiro di Pina, il tiro, il gol! Pina 4-3 dopo parate incredibili, si tradisce così. Estremo difensore Nord-Ovest, Rodriguez Gabriel appena mette segno il gol del 4-3. Velocemente Lelei prova il tiro al gol! Molto simile a quello precedente, il gol di Lelei che mette a segno 5-3. 5-3 il risultato a favore del Ciampino che ha ribaltato la gara. Adesso prova anche a prendere il lato. Questa batte il calcio di rigore del tiro, il gol centrale. Quello del 5-4 che prova a riaprire la gara. Rilanciata superando la metà campo, adesso rimessa laterale a favore del Ciampino nei Nuovi. Si riparte da dietro. Ora Lopez. Chiude qui la gara, triplice fischio, vittoria 5-4 il Ciampino nei Nuovi che ha recuperato 2 volte dal 2-0 al 2-2, dal 3-2 fino al 4-3 addirittura, partita mirabolante, applausi per gli uomini di casa. Strette di mano, terzo tempo che ovviamente non si farà per via del Covid, c'è la chiusura qui Nord-Ovest che aveva cominciato benissimo, poi ha scelto il contropiede e la difesa su un Ciampino che sembrava sapere cosa stesse facendo in tutto il secondo tempo. Applausi per i tifosi qui da Palazzetto di Ciampino. Calcio 5 Live è tutto. Allora, siamo qui con Dario Lopez del Ciampino Anni Nuovi. 5-4 il risultato finale, è stata una partita difficilissima da interpretare perché loro sono andati subito in vantaggio 2-0, voi l'avete recuperati, ottima la reazione, poi il 3-2 e poi comunque sembrava faticoso riuscire a ribaltare la gara, invece sembrava che poi nel secondo tempo sapevate di più quello che stavate facendo, insomma. Come la vedi tu? Ovviamente ci ha sorpreso il risultato, 2-0 per loro, e con impegno e forza abbiamo un minuto pareggiato, penso che è stato un bel risveglio, poi ovviamente per un errore nostro hanno fatto il 3-2 e al di là abbiamo sofferto per pareggiare e poi sembrava che non voleva entrare il pallone, ovviamente grazie al portiere loro Mazzuca, un grande portiere. Però dai, finalmente siamo andati avanti e ha finito proprio così per noi. Benissimo. Sembrava proprio infatti che il portiere non volesse farla entrare, poi alla fine è stata quasi un errore tra le gambe sul gol di Pina di Rodriguez che la partita si è sbloccata e tranne qualche spavento alla fine non sembrava che i 3 punti fossero in pericolo. Sì, diciamo che
una volta che la palla entra già ormai è andata. Abbiamo fatto anche il 5-3 se non sbaglio, poi ovviamente una decisione dell'arbitro, un rigore può darsi che era giusto, ha fatto il 5-4. Alla fine, gli ultimi secondi proprio era un po' di tensione, però è finita così. Benissimo, ringraziamo Dario Lopez, complimenti per la vittoria, insomma, appuntamento alla prossima gara. Grazie a voi.